Buonasera e ben ritrovati all'approfondimento che segue il notiziario di Tele4. Torna a trovarci Lorenzo Tamaro, segretario del SAP del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovato. Buonasera, grazie dell'invito. E ne abbiamo di cui parlare perché c'era stata quella protesta fuori dal CPR di Gradisca di Isonzo, chi chiede di chiuderlo, e invece il SAP aveva rimarcato dal suo punto di vista l'importanza della ristrutturazione e di garantire il lavoro sereno degli operatori, ma naturalmente anche la permanenza serena degli ospiti. Sappiamo che il CPR ha fatto parlare molto di sé. Io partirei da qui, Tamaro. Cosa possiamo dire? Ma innanzitutto bisogna ricordare bene chi sono gli ospiti di CPR, no? Quindi del centro di permanenza di rimpatrio. Sono persone che sono entrate illegalmente sul nostro territorio nazionale o sono rimasti illegalmente sul nostro territorio nazionale, e nella stragrande maggioranza dei casi sono dei veri e propri criminali che hanno perpetrato dei veri reati ai danni della collettività. Quindi partiamo da questa base. Il centro di rimpatrio è importante perché si rende esecutiva il decreto di espulsione. Quindi di fatto si attua quello che è il provvedimento appunto di allontanamento dal nostro Stato di soggetti che hanno appunto commesso dei reati, nella maggior parte dei casi anche molto gravi, a danno appunto della popolazione, insomma. Quindi voglio dire, è un messaggio quello dei centri di permanenza e di rimpatrio importante, di legalità, proprio perché non si permette più a questo tipo di persone di rimanere nel territorio nazionale. Dopo c'è anche un altro aspetto da dire, che molte volte spaventa molto di più a queste persone il fatto di di andare all'interno di un CPR piuttosto che in casa circondariale. Perché? Perché nella casa circondariale sa che trascorrerà probabilmente un periodo limitato, breve, nella maggior parte dei casi, e dopo riacquisterà la libertà di poter appunto muoversi su tutto il territorio nazionale come vuole. Nel CPR invece ha la quasi certezza di essere appunto rimpatriato e dover tornare appunto nel proprio paese di origine, e quindi chiaramente questo è il messaggio che secondo me è importante, quello di dire che ci sono delle regole, devi sottostare a quelle regole, e quelle regole vengono, nel caso dell'espulsione, vengono applicate con l'effettivo rimpatrio della persona. Però ci sono anche interventi urgenti, dicevate. Ci sono interventi urgenti, e noi come sindacato, come SAP, fra l'altro anche assieme anche ad altre sigle sindacali, abbiamo recentemente promosso un ulteriore lancio d'allarme anche al prefetto di Gorizia. Quindi siamo andati al prefetto di Gorizia, il quale ci ha dato le assicurazioni che sarebbero partiti dei lavori appunto di ristrutturazione, perché le numerose sollevazioni, diciamo, e tentativi di fuga e comunque veri e propri risse e disordini all'interno del CPR chiaramente lo hanno danneggiato, e quindi necessitano degli interventi strutturali molto importanti all'interno, proprio per rendere sia le condizioni di vita di queste persone adeguate, ma soprattutto dare quella sicurezza operativa alle forze dell'ordine che devono intervenire proprio per sedare questi tentativi di sommossa. CPR che però è fatiscente, dicono alcuni, anche esponenti politici che sono entrati all'interno, come l'onorevole Serracchiani, ma poi abbiamo visto anche nella protesta dell'ultima volta c'erano diverse persone fuori che proprio spiegavano che è una struttura che andrebbe totalmente chiusa. Sì, andrebbe totalmente chiusa per questi soggetti. Molto probabilmente ci sono delle motivazioni ideologiche dietro a questa idea. E noi invece battiamo sul fatto che va assolutamente ristrutturata e rimessa a posto. Questo si può avvenire anche senza che la struttura venga chiusa, se queste ristrutturazioni avvengono in varie parti
in maniera separata, e quindi credo che la struttura possa continuare a funzionare, magari parzialmente, ma continuare a funzionare. Noi addirittura auspichiamo che strutture CPR vengano istituite in tutte le regioni, proprio perché per dare appunto possibilità di eseguire il più possibile i rimpatri di cui abbiamo parlato prima. Chiudere una struttura come questa significherebbe comunque aggravare maggiormente anche le forze di polizia del nostro territorio del Friuli Venezia Giulia, perché è chiaro che nel momento in cui dobbiamo accompagnare uno straniero irregolare sul territorio in un CPR, non avendolo a disposizione in regione, dobbiamo accompagnarlo in un'altra regione, quindi significa perdere ulteriore personale per più giorni, proprio per effettuare le scorte e gli accompagnamenti. Minori stranieri non accompagnati, tra garantire la legalità e anche la trasparenza, voi avete anche rilasciato più di un comunicato sulla questione. Sì, perché sulla questione dei minori non accompagnati vediamo che ci sono problemi che sono sorti anche a livello di ordine pubblico, no? Ci sono fatti di cronaca nel recente passato, ma che fra l'altro non toccano solo la provincia di Trieste, ma anche quelle di Pordenone, di Udine, insomma un po' di tutte le province e non solo della regione ma anche italiane, dove spesso questi minori vengono coinvolti. Parliamo di risse, di accoltellamenti, magari di furti a danni proprio di altri minori, insomma tutti episodi molto spiacevoli che creano anche allarme sociale, quindi credo che sia doveroso e importante intervenire già alla base di questo problema, che sono proprio le comunità che accolgono questi minori che devono, a nostro avviso, effettuare i giusti controlli su queste persone, quindi avere contezza di quello che fanno durante il giorno, ma soprattutto avere un ruolo anche educativo e di informazione di quelle che sono le nostre leggi, di quello che è il nostro vivere civile, di quello che sono i comportamenti che questi minori devono tenere nel paese che li ha accolti. La cultura del coltello è stata marcata spesso volentieri, magari di ragazzini di tutte le età che hanno degli oggetti atti a offendere come taglierini, coltelli eccetera, poi banalmente un coltello da cucina uno se lo procura in un attimo, ovviamente in casa, nei negozi, quindi insomma chiunque può avere un coltello, che è un'arma che può anche uccidere oltre che ferire. Cosa è cambiato negli ultimi tempi? È cambiato sicuramente che nel nostro paese ovviamente è diventato un paese con molte culture, con molte etnie, e quindi è stato importato anche alcune usanze di altri popoli che noi non conoscevamo. Quella è la cultura del coltello, quello di avere una lama, no? Detto in gergo anche giovanile, in tasca, è un'abitudine che per loro è una cosa normale, è una quotidianità, cosa che per noi assolutamente non è così. Gli effetti, vediamo, sono devastanti, perché basta un attimo, basta una lite, basta un qualcosa che subito si estrae l'arma e si procede all'accoltellamento, insomma, quindi una cosa pericolosissima, e maggiormente se in mano a dei minori. Alcune etnie usano il coltello già come quando uno diventa adolescente, come dono, regalo, lo status symbol, sì, diciamo. Da parte proprio della famiglia, come per dire sei diventato grande, e questa cosa qua per noi invece non è una cosa che regalano il motorino. Non credo che sia uno di quei fattori culturali che noi dobbiamo assorbire e dobbiamo apprendere, insomma, credo che sia una cosa invece da insegnare a appunto queste culture, che forse è una cosa da non... Mi è venuto in mente un episodio raccontato ieri, in queste ore comunque, di uno straniero, però non è nota la nazionalità ancora, proprio perché la Polizia di Stato sta indagando, che avrebbe rapinato questo ragazzo triestino in via Cadorna in una notte passata, mi pare tra sabato e domenica notte, con lo spray al peperoncino, certo, che ora si compra in farmacia, perché insomma diciamo che lo spray al peperoncino è usato anche
dovrebbe essere usato in casi estremi per difendersi, di difesa, no? certo, Come certo. difesa, io posso immaginare la persona sola che rientra, purtroppo col tema della violenza sulle donne, un tema odioso, una donna può sentirsi costretta a volte a tenere in borsetta lo spray, allora in quei casi una persona può sentirsi sicura e utilizzarlo, però viene utilizzato anche per recare offesa. Questo no? vediamo, rientra un po' in quello che abbiamo... È diventata un'arma anche quella. Esatto, però è la mentalità, no? Che si crea in questi ragazzini, in queste persone, e quindi io credo che le comunità hanno un ruolo fondamentale, ed è giusto quello che l'emendamento che è stato proposto l'altro giorno in Regione proprio sul discorso dell'obbligatorietà di una assicurazione per quanto riguarda le comunità, per un controllo da parte delle comunità, una certa responsabilità che queste comunità hanno, che io aggiungo che non deve essere solo per il discorso dei minori ma anche per l'accoglienza anche per i maggiori, proprio perché credo che siano fondamentali i ruoli di queste gestioni. Quindi quell'emendamento io credo sia un primo piccolo ma importantissimo passo proprio per un po' anche regolamentare quelli che sono sì i diritti a percepire i finanziamenti da parte dello Stato, ma anche un po' i doveri da parte di queste strutture nel confronto di chi viene ospitato. Senta, negli ultimi tempi sono intercorse notizie di arresti di passeur che trasportavano clandestinamente migranti di tutte le etnie, davvero, di tutti i paesi. Nel fenomeno dei cinesi, tra l'altro, interessante, che adesso è un po' raccontato molto. Però diciamo che con l'arrivo dell'estate uno si attende più arrivi, è vero anche però ci sono più controlli in ogni caso, quindi forse i passeur vengono presi prima di riuscire a portare abbastanza persone. Come funziona adesso? È davvero così matematico che con l'estate e con i controlli rafforzati che ci sono ancora arriveranno per forza più persone, oppure è un terno al lotto, insomma, bisogna capire? Allora, staremo un po'... Al netto, tra l'altro, Tamaro, che è stata anche sgominata recentemente una banda, mi pare, di pakistani che era un caso dell'anno scorso, mi ricordo di un sequestro ai danni di cittadini provenienti dall'India con richiesta di riscatto, mi pare 2000 euro, erano protagonisti dei pakistani, e poi nell'ultimo anno è emersa una sorta di cellula di rete che si muoveva dalla Bosnia, dai Balcani fino a Trieste, insomma arresti da parte della Polizia di Stato italiana e di Trieste in collaborazione con quella slovena. Allora, la sospensione del trattato di Schengen ha sicuramente cambiato quello che sono quello che è stato negli anni precedenti l'arrivo dei flussi migratori irregolari da parte, dalla rotta balcanica. C'è da dire che sicuramente rispetto agli anni precedenti c'è stato un grossissimo calo, fra l'altro di rintracci, quindi di persone che vengono trovate dalla Polizia di Frontiera e dalle altre forze di polizia. C'è stato, perché sicuramente i flussi si muovono molto meno a piedi come si muovevano nel tempo, si muovono molto di più o su gomma o su rotaia, no? Quindi arrivano o con mezzi automezzi o con treni. I controlli fanno sì che comunque si riesca a rintracciare, diciamo, a fermare anzi questi traffici di esseri umani, perché vediamo che proprio dalla sospensione di Schengen ad oggi abbiamo un notevole aumento di arresti e un notevole aumento proprio di sequestri anche di autovetture, di passare, eccetera, eccetera. Quindi è cambiato il discorso, oggi si rintraccia forse molte meno persone rispetto al passato, si arresta molto di più i passati delle organizzazioni criminali, no? Quindi gli effetti ci sono. Cosa succederà nei prossimi mesi? Questo chiaramente non lo sappiamo esattamente, però è normale pensare che un aumento rispetto ai mesi invernali ci sia, anche se i dati dei primi mesi dell'anno dicono che siamo pressappoco, i dati sono simili a quelli dell'anno scorso, dove c'era già stata una sospensione del trattato di Schengen e dove c'era stato un calo notevole rispetto agli anni precedenti, e quindi io credo che comunque il trend resterà su quei livelli lì. Staremo a vedere cosa succederà. Tamaro, grazie come sempre e ovviamente buon lavoro. Grazie a voi, buonasera.
Grazie per averci seguito in questo approfondimento, non mi resta da fare altro che augurarvi un buon proseguimento di serata. Ok all'incidente probatorio sull'omicidio di Liliana Resinovic. Il 23 di giugno verrà sentito l'amico intimo della donna, Claudio Sterpin. Stiamo accelerando il commento del procuratore capo di Trieste. Opere pubbliche sotto la lente dell'antimafia. Oltre ai consueti alert per i gruppi criminali nell'immigrazione, la DIA ha gli occhi puntati sulle infiltrazioni dell''ndrangheta negli appalti. Raffica di incidenti a Trieste, 2 scooteristi e un ciclista, tutti e 3 investiti da auto in altrettanti sinistri, sono stati ricoverati all'ospedale di Cattinara. E si sta colmando il divario di genere, sono in aumento le assunzioni dei giovani, ma nei prossimi 5 anni potrebbero mancare all'appello 16.000 lavoratori in regione. Lo scavo per la necropoli scoperta a San Giusto blocca la prevista riqualificazione dell'area. Il sindaco di piazza si appella alla soprintendenza, va sbloccato il sito quanto prima. Il punto sui lavori per l'asilo prefabbricato in fase di costruzione negli spazi antistanti Villaggi Consta aprirà a settembre, ospitando gli 80 bimbi della Nuvola e Semi di Mela. L'obiettivo è portare la pallacanestro Trieste in Europa e in futuro si punta all'Eurolega, così il GM Mike Arcieri nella puntata di bilancio finale del Caffè dello Sport. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4. Claudio Sterpin, l'amico intimo di Liliana Resinovic, testimonierà in aula il 23 di giugno sull'ipotesi di omicidio della donna. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti accolto la richiesta di incidente probatorio presentata dal PM Ilaria Iozzi. Stiamo lavorando per accelerare su questo caso. Il commento del neo procuratore capo Patrizia Castaldini ai nostri microfoni. Il 23 giugno Claudio Sterpin, amico intimo di Liliana Resinovic, testimonierà in aula al Tribunale di Trieste. Il giudice per le indagini preliminari, Flavia Mangiante, ha accolto la richiesta di incidente probatorio depositata lo scorso 21 maggio dal pubblico ministero Ilaria Iozzi. Una procedura sollecitata in primis dall'avvocato dell'associazione Penelope, Nicodemo Gentile, che rappresenta il fratello di Liliana, Sergio. L'86enne verrà sentito in ordine ai fatti di omicidio per i quali si procede, nonché in generale in ordine ai rapporti intrattenuti dallo stesso con la vittima, quelli intercorsi fra lei e il marito Visintin, oltre che le relazioni fra la coppia Resinovic e Visintin e la loro cerchia di amici. Questi i temi che saranno oggetto della testimonianza, stando a quanto riportato dal documento presentato dal pubblico ministero al GIP. Sulla decisione, questo è il commento odierno del neo procuratore capo di Trieste, Patrizia Castaldini. State lavorando? Stiamo lavorando, sì, la procura sta lavorando, come ho detto, seriamente. Lei aveva detto che voleva sbrigarsi anche su questo caso. Stiamo cercando di accelerare. Incidente probatorio il 23 giugno l'abbiamo appreso, quindi già lì è un nuovo step. Vediamo, sì. Alla richiesta del PM si erano opposti i legali di Sebastiano Visintin, al momento unico indagato per la morte della moglie, asserendo che Sterpin non è un teste chiave sul contesto omicidiario. Questa è la posizione degli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua. Il giudice invece ha ritenuto che gli elementi per procedere sussistano. Fra poco meno di un mese, dunque, alla presenza di tutte le parti ci sarà, nelle forme del contraddittorio, l'assunzione della testimonianza di Sterpin. E sempre ai microfoni della nostra emittente, il marito di Liliana Resinovic, Sebastiano Visintin, risponde alle parole di Claudio Sterpin, secondo il quale Sebastiano non avrebbe ucciso la moglie, ma saprebbe cosa è successo. Allora io ho dichiarato esattamente che potrebbe non essere Sebastiano l'assassino materiale di Liliana, ma altresì ho dichiarato, e questo lo confermo, che lui, secondo me, potrebbe sapere tutto quello che è successo. Sterpin dice che tu sai tutto. Ma guarda, ti dico, a queste cose non voglio rispondere perché ormai sono state dette talmente tante cose che diciamo ormai adesso la parola ce l'hanno i miei avvocati.
Anche sulle parole di Claudio Sterpin, Sebastiano Visintin preferisce rimandare ai propri avvocati ogni eventuale commento di cose in questi anni se ne sono dette e stradette, ma contrariamente a quanto formulato nella richiesta di incidente probatorio dal pubblico ministero Ilaria Iozzi, Claudio, storico amico di Liliana Resinovic, non crede che sia stato Visintin, unico indagato per omicidio, a uccidere la moglie. Non un silenzio totale quello di Sebastiano, però, che dopo qualche altra domanda si sbottona. Non che ce l'abbia con lui, per carità, ognuno è libero di dire quello che vuole, però sono pensieri suoi, cioè anche lui certe cose le ha dette una volta, dopo ha detto altre cose, che Sebastiano e Liliana non hanno mai litigato, questo qua, dopo... Fra i tanti oggetti sequestrati a Sebastiano, centinaia di coltelli, sequestro che il marito di Liliana commenta così. Queste sono cose a cui le domande me le faccio, ma non riesco a darmi delle risposte. Tutti cerchiamo la verità, tutti cerchiamo di avere delle risposte. Adesso, oggi sono qua perché siete venuti, perché mi sembra indecoroso non rispondervi. È giusto che voi fate il vostro lavoro, che... Io quello che posso dire ve l'ho detto. Opere pubbliche sotto la legge dell'antimafia, oltre ai consueti alert per i gruppi criminali dell'immigrazione, rapporto annuale della DIA presentato al Parlamento, l'attenzione in Friuli Venezia Giulia è puntata in particolare sull'infiltrazione dell''ndrangheta negli appalti. Le autorità prefettizie del Friuli Venezia Giulia lanciano l'allarme. Le grandi opere pubbliche, motore principale della ripresa economica regionale, stanno diventando un terreno di infiltrazione per le organizzazioni mafiose, in particolare la 'ndrangheta. Imprese edili collegate a clan criminali usano stratagemmi come il distacco irregolare di personale presso le ditte aggiudicatarie degli appalti pubblici, eludendo così i controlli e compromettendo la trasparenza del settore. Oltre a questo, la Regione registra la presenza di gruppi delinquenziali, anche stranieri, attivi in traffico di stupefacenti, estorsioni, riciclaggio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A Trieste, pur senza una radicazione stabile delle mafie italiane, la posizione strategica del porto la rende un crocevia privilegiato per organizzazioni criminali straniere. Recenti operazioni hanno portato all'arresto di esponenti di gruppi cinesi e kosovari coinvolti in estorsioni e traffici legati alla rotta balcanica dell'immigrazione irregolare. Anche nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine si registrano fenomeni di infiltrazione criminale. A Pordenone un'indagine ha smantellato un'organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti e al riciclaggio con collegamenti a clan campani. Udine invece resta interessata ad attività di gruppi legati all''ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra, oltre a gruppi stranieri dediti al traffico di droghe e all'immigrazione clandestina. Il Friuli Venezia Giulia conferma quindi una solida crescita economica, ma su un terreno fragile dove la lotta contro la criminalità organizzata resta una priorità per garantire sicurezza e sviluppo. 3 incidenti stradali in tutti i casi con feriti che viaggiavano su mezzi a 2 ruote, e questo ha impegnato molto in giornata le forze dell'ordine e i sanitari del 118 nel centro di Trieste. Raffica di incidenti a Trieste, almeno 3, quelli con conseguenze serie. In tutti i casi i feriti erano in sella a mezzi a 2 ruote. A mezzogiorno il primo, in corso Saba, uno scooterista di 67 anni è stato investito da un'auto ed è stato sbalzato sull'asfalto. L'uomo ha subito traumi multipli in diverse parti del corpo. Sul posto, oltre a un'ambulanza del 118, anche la polizia locale con 2 pattuglie e i vigili del fuoco. Il ferito è stato trasferito all'ospedale di Cattinara per accertamenti. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni con lunghe code che hanno interessato anche Piazza Goldoni e Corso Italia. Il secondo sinistro alle 14 in un incrocio ormai noto per la sua pericolosità, quello fra Viale D'Annunzio e Piazza Perugino. Un ciclista triestino 50enne è stato travolto da un'auto e sbalzato a terra. Lo sportivo viaggiava senza casco ed ha riportato un trauma cranico commotivo e botte in diverse parti del corpo. È stato trasferito all'ospedale da un'ambulanza, mentre la polizia locale è intervenuta sul posto con 3 pattuglie. Alle 15 il terzo episodio in via Giulia, all'altezza della caserma della Guardia di Finanza. Uno scooterista di 84 anni è stato proiettato a terra a causa dell'impatto con un veicolo. L'uomo è stato trasferito in codice giallo a Cattinara per un trauma cranico. Anche in questo caso la situazione è seria. Blitz della Guardia di Finanza in una ditta a Trieste, sequestrati 480.000 pacchetti di sigarette contraffatti, avrebbero fruttato più di 2 milioni di euro.
Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Trieste. I militari hanno rintracciato 480.000 pacchetti per il confezionamento di sigarette contraffatti recanti un noto marchio. Il blitz è avvenuto in una ditta di servizi self-storage consistente nella messa a disposizione di uno spazio chiuso. Lì c'erano 4 bancali che a un primo riscontro apparivano anonimi. Da un approfondito controllo però è emerso che contenevano 120.000 pacchetti di imballaggio per sigarette ciascuno. In particolare gli imballaggi con indicazioni in lingua inglese avrebbero consentito il confezionamento di circa 10 tonnellate di sigarette per essere commercializzate in contrabbando anche al di fuori degli standard comunitari di sicurezza del prodotto, con un profitto di circa 2,5 milioni di euro. Il materiale è stato sequestrato e la persona affittuaria del box, di nazionalità moldava, è stata denunciata. Attualmente sono in corso le indagini dirette dalla Procura di Verona per individuare la fabbrica clandestina destinataria e la ricostruzione dell'intera filiera, nonché identificare tutti i componenti del sodalizio criminoso. Il sindaco di Piazza avvierà un dialogo con la sovrintendenza per sbloccare lo stallo dello scavo di San Giusto che sta tenendo ferma la riqualificazione del colle. Sarà occasione utile anche per parlare del rifacimento di Piazza Unità. Domani credo che mi troverò con la sovrintendente e gli dirò cosa pensano di fare di quello scavo, robe da pazzi. Il riferimento è lo scavo di San Giusto accanto al Melon, un cantiere che ha svelato tracce di una necropoli del VI secolo e che ha spinto la soprintendenza ad allargare il campo d'indagine alla scoperta di nuovi reperti. Attività che però sta tenendo ferma la riqualificazione di tutta l'area del Colle di San Giusto, avviata dalla giunta comunale con l'assessore al territorio Michele Babuder. Un progetto che ha coinvolto studenti, urbanisti, ma anche i chioschi attraverso un'interlocuzione con loro, utile a definire come distribuire gli spazi che hanno già visto una prima operazione di rialberatura. Il comune ora spinge per sbloccare la situazione proprio con la soprintendenza, la stessa che di Piazza vuole portare in Piazza Unità per un sopralluogo finalizzato a gettare le basi per la sua futura riqualificazione. Allora anticipo, li porto a fare un giro, gli faccio vedere la situazione drammatica e dopo dobbiamo lavorare insieme. A giugno con la variazione metterò 5 milioni e cominciamo a pensare di rifare questa benedetta piazza. Le pietre sono completamente sbagliate, si sono sfaldate, basta che ti giri e le vedi. E a questo punto non metto più neanche quelle canalette perché passa un camion sopra e le rompe. Cercheremo di mettere le canalette in ghisa, che le ho già messe un paio per far vedere alla sovrintendente da davanti alla regione. E dopo naturalmente bisogna rifare completamente, ma basta togliere le pietre. Al momento non è facile perché basta vedere Sant'Antonio, stiamo diventando matti, però le pietre delle cave di Macor di Rabuiese valgono molto di più di queste che sono rumene, non so dove sono andati a comprare queste pietre. Procedono i lavori per la costruzione degli asili provvisori prefabbricati davanti a Villa Agiconsta che ospiteranno i bimbi dei nidi La Nuvola e Semi di Mela. Il punto quindi sul cantiere. Siamo a Passeggio Sant'Andrea, Villa Agiconsta, davanti al quale è in costruzione già da febbraio quella che sarà la scuola provvisoria che ospiterà circa un'ottantina di bambini tra i 3 e i 36 mesi, oltre a più o meno una ventina di unità del personale scolastico. La sistemazione provvisoria per permettere ai nidi di infanzia Semi di Mela e La Nuvola di via Paolo Veronesi di essere oggetto di lavori di manutenzione sui quali il Comune aveva investito oltre 3 milioni di euro. I prefabbricati invece che vedete, che hanno cominciato a essere allestiti a febbraio, saranno conclusi chiaramente entro settembre, mese in cui entreranno proprio i piccoli fruitori di questo nuovo asilo provvisorio, un costo per il Comune di oltre 800.000 euro necessari, come detto, per garantire per circa 2 anni la fruizione dei piccoli futuri inquilini di questi spazi. Come abbiamo detto, ci sono diverse questioni in piedi quando si parla di scuole a Trieste fra fondi comunali PNRR e in molte occasioni la necessità è quella di trasferire gli studenti altrove perché i lavori in contemporanea con la didattica non sono sempre possibili. Si sta colmando il divario di genere e sono in aumento le assunzioni dei giovani. Il quadro dell'occupazione in Friuli Venezia Giulia mostra quindi un trend positivo, ma nei prossimi 5 anni potrebbero mancare all'appello 16.000 lavoratori formati. I dati sono emersi in un convegno in Regione.
Noi abbiamo il più alto numero di occupati in termini di numero assoluto della storia, quindi questo vuol dire che è un territorio fortemente attrattivo e ci auguriamo che lo diventi sempre di più. Abbiamo ridotto drasticamente il gender gap, quindi la differenza di occupazione tra uomini e donne. Un territorio più sano dal punto di vista occupazionale, con dati che soprattutto nel corso del primo trimestre di quest'anno mettono in evidenza una seppur piccola inversione di tendenza rispetto ai due temi fondamentali, che sono sicuramente l'occupazione femminile e l'occupazione giovanile. Questo è il quadro dell'occupazione in Friuli Venezia Giulia tracciato dal presidente Fedriga e dall'assessore Rosolén a margine del convegno annuale nel quale sono stati illustrati i dati e le prospettive del mercato del lavoro per il prossimo quinquennio. Un periodo in cui il fabbisogno di lavoratori delle imprese e della pubblica amministrazione in Friuli Venezia Giulia sarà di 84.200 lavoratori, ma a fronte della prevista espansione della domanda si stima che l'offerta di lavoratori formati in grado di soddisfarla sarà insufficiente, ne mancheranno oltre 16.000. Necessità di costruire reti anche e soprattutto con le imprese, oltre che con tutto il resto della comunità, per garantire interventi puntuali per l'aumento del potere d'acquisto delle persone che sul nostro territorio vivono e lavorano. A margine l'assessore Rosolén ha anche risposto a una domanda sulla crisi Tirso che domani sarà affrontata in un vertice in regione. È una situazione grave che ha lasciato tutti impensieriti per le modalità con le quali si è sviluppata, sia per quanto riguarda la Tirso, sia per la scelta di Roncadin di fare un passo indietro. La Regione ha risposto puntualmente a tutte le richieste di intervento. Ora è ovvio che il nostro focus sono le lavoratrici e i lavoratori della Tirso che concludono la cassa integrazione alla fine di settembre. È stato approvato oggi in aula al Senato e senza modifiche il DDL costituzionale di modifica allo Statuto del Friuli Venezia Giulia per la reintroduzione delle province elettive. Prosegue quindi il suo percorso fortemente richiesto e sollecitato dalla Regione al Parlamento e compie un altro importante passo avanti. Il testo tornerà ora alla Camera per la terza lettura in tempi che confido potranno essere brevi. Così al termine della seduta Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Premiare il lavoro, contrastare le fughe, rendere attrattiva la salute pubblica. La Regione propone un piano di investimenti di 40 milioni di euro di misure straordinarie per il personale della sanità. Abbiamo avanzato la proposta di un impianto di distribuzione delle risorse al personale del comparto e della dirigenza. Parliamo di 40 milioni di euro, quindi un intervento straordinario. A beneficiarne potranno essere buona parte dei dipendenti del Servizio Sanitario Regionale con delle misure specifiche pensate per chi lavora nell'emergenza urgenza, che in determinati casi potrebbe andare a raddoppiare le identità nazionali. Alle aziende inoltre potranno essere riconosciuti specifici fondi pari a 1,6 milioni di euro per progetti di welfare da pianificare in maniera verticale sul territorio, stanziamenti che potranno andare ad aggiungersi a quanto stabilito a livello di valorizzazione stipendiale. Premiare il lavoro, contrastare le fughe, rendere attrattiva la salute pubblica. La proposta della manovra è stata illustrata alle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza medica in un incontro che si è tenuto nella sala ottagonale della sede della Protezione Civile a Palmanova. Nel 2025 i dipendenti del sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia potranno essere riconosciuti poco meno di 40 milioni di euro di indennità, parte dei quali dedicata esclusivamente a chi opera nelle aree di emergenza urgenza, pronto soccorso, 118 e Sores, e parte ripartita a tutto il sistema, comprendendo anche chi lavora nell'emergenza. Nessuna regione italiana ha messo in campo, questo con anche dei criteri abbastanza rigidi, quindi non la distribuzione a pioggia, l'attribuzione delle risorse in funzione del lavoro, delle singole responsabilità, la definizione di regole per buona parte nel contesto di un tavolo regionale uguale per tutti e l'attribuzione delle risorse nella contrattazione integrativa aziendale degli strumenti di welfare. Quindi adesso noi ci aspettiamo delle valutazioni da parte dei sindacati che raccoglieremo nei limiti del possibile e poi procederemo all'approvazione di questa manovra.
Una mozione per impegnare la Giunta regionale a sostenere con il Governo il riconoscimento della professione di educatore socio-pedagogico come lavoro usurante. È l'iniziativa del consigliere della lista Federica, Carlo Grilli. È una professione delicata perché questi professionisti accompagnano la vita delle persone con fragilità, stiamo parlando di disagio, stiamo parlando di disabilità, di salute mentale, di psichiatria. La mozione presentata dal consigliere regionale della lista Federica, Carlo Grilli, vuole impegnare Presidente e Giunta a sostenere con il Governo nazionale il riconoscimento di lavoro usurante per la figura dell'educatore socio-pedagogico, una professione che per sua natura necessita di preparazione ma anche di empatia e particolari qualità umane e che non sempre viene riconosciuta in modo adeguato anche dal punto di vista della retribuzione. E quindi io credo che restituire a questi professionisti il ruolo di professione usurante, e con questo documento diamo un mandato preciso alla Giunta di intervenire nei confronti del Governo nazionale affinché legiferi in questo senso, sia un doveroso grazie. In Friuli Venezia Giulia sono 7.000 le persone, l'88% donne, impegnate in questa delicata professione. Infortuni, aggressioni, stress sono spesso il pane quotidiano per chi si occupa di costruire percorsi educativi e di inclusione. È delicata perché noi siamo i commutatori sociali, noi siamo quelli che incontrano e fanno incontrare le persone più fragili nella società. È usurante perché lavoriamo in contesti a densità fisica e psicologica, noi lavoriamo anche con persone che hanno fragilità che portano a essere aggressivi, parliamo di una persona in astinenza, parliamo di una persona con abilità psichiatriche, parliamo di un handicap particolare che magari in certi momenti soffre di mal di denti e lo dimostra aggredendo una persona. Bene, ci fermiamo per alcuni minuti ma torniamo fra poco con altri servizi e notizie, state con noi. Torniamo in centro a Trieste con le prossime immagini. Il corteo partito alle 18 di questo pomeriggio, a fine pomeriggio, il corteo per la Palestina a Trieste. Numeri che poi sono cambiati, non più 500 i manifestanti appunto fino a qualche ora fa del corteo, ma adesso sono più di 1000 in piazza per Gaza con gli slogan basta massacri. Lo vedete dalle immagini di Gianluca Valenta: stop al massacro a Gaza, bandiere della pace, bandiere della Palestina, esponenti politici insieme anche ai manifestanti che si sono dati appuntamento quindi in piazza Oberdan. Poi il corteo si conclude in piazza Verdi. Tante bandiere, dicevamo, portate dai cittadini, un percorso iniziato da piazza Oberdan, poi via Carducci, piazza Dalmazia, via Ghega, via Roma, piazza della Borsa, piazza Unità, l'arrivo appunto, come dicevamo, in piazza Verdi, e secondo i dati della questura sono sicuramente più di 1000 i partecipanti a questo corteo che appunto ha sfilato per alcune delle principali vie del centro cittadino. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione CR Trieste, presieduto da Massimo Paniccia, nella riunione odierna ha provveduto a nominare all'unanimità Francesco Peroni, vicepresidente dell'organo. Peroni è già stato rettore dell'Università di Trieste e assessore regionale alle finanze. Con questa nomina è stato completato l'iter conseguente al recente rinnovo del Consiglio di amministrazione della Fondazione, che risulta ora così composto: presidente Massimo Paniccia, vicepresidente Francesco Peroni e altri componenti Sandra Kosulic, Adalberto Donaggio e Enrico Eva. Perché i Vigili del Fuoco ci sono sempre, è il titolo del libro della giornalista Viviana Facchinetti dedicato a Trieste e ai suoi pompieri attraverso secoli di storia, cronaca e vita vissuta. Il volume è stato presentato nella sede di Via Dalviano. Vediamo. Dall'incendio del Balkan del 1920 all'attentato all'oleodotto Siot del 72, dalle fiamme nel castello di Miramare in costruzione alla quotidianità degli interventi per la Bora, la storia e la vita dei Vigili del Fuoco a Trieste sono raccontate nel libro della giornalista Viviana Facchinetti, perché i Vigili del Fuoco ci sono sempre. Come hai ideato questo libro che racconta la storia dei Vigili del Fuoco a Trieste? Ma diciamo che proprio con il ricordo ancora di quando lavoravo a Tele 4 e che i Vigili del Fuoco erano molto spesso ospiti nelle mie trasmissioni,
e ho visto quanta è la loro partecipazione e la loro missione e soprattutto quanto tutti li amano, però non sapevano, le persone in genere ad ampio raggio non conoscevano la loro storia e allora ho abbinato la loro storia con quella di Trieste ed è venuto questo lavoro piuttosto impegnativo, ma sono soddisfatta di averlo finito. Realizzato grazie all'AIPI Libero Comune di Pola in esilio, il volume racconta Trieste e i suoi pompieri attraverso secoli di storia, cronaca e vita vissuta, con un ricco corredo di foto, documenti e altro materiale custodito nell'archivio del Comando dei Vigili del Fuoco. Ma i Vigili del Fuoco ci sono sempre e questo libro dimostra, perché rappresenta la storia dei pompieri e dei Vigili del Fuoco con Trieste, delle affinità che ci sono e che legano il Corpo dei Vigili del Fuoco a questa città. E questo è stato un'avventura che di 10 anni, che ha permesso appunto di ricostruire con tutto il materiale documentare d'archivio che è stato trovato e messo a disposizione questa storia e questo legame forte che c'è tra i pompieri e Trieste. Facciamo un bilancio di fine stagione, il punto sulla pallacanestro Trieste dalla puntata del Caffè dello Sport. Cosa significa lavorare per un proprietario che a fine stagione dice non abbiamo vinto lo scudetto, l'obiettivo non è raggiunto? Dopo dice tutto il resto, però uno che ti dice Mike, dobbiamo vincere lo scudetto, non è proprio, no? No, per me personalmente sono le parole più belle che posso sentire, perché quello che lui ha detto non è per effetto, è vero. Volevamo vincere lo scudetto, abbiamo fatto allestito, si dice, una squadra per fare quello. Ok, non abbiamo vinto, però non è che abbiamo sperato di facciamo i playoffs e così, no. Abbiamo pensato che possiamo battere Brescia e andare avanti. Allora quello che volevamo fare non abbiamo fatto, è semplicemente un fatto. L'obiettivo è portare questa città e sul basket in Europa, andare, ok, non so quando, se possiamo anche arrivare in Eurolega. Allora capiamo che è difficile giocare anche mercoledì, forse, allora però non c'è mai stato, capiamo il tuo punto, ma non abbiamo mai detto no, noi proviamo. Se possiamo giocare in BCL o Eurocup, stiamo giocandolo. Ma quindi tu oggi fai il mercato pensando a una squadra col doppio impegno? Esatto. Cioè fai il mercato con una squadra più lunga? Sì. Quindi devono essere 12 giocatori senza quelli della giovanile più quelli della giovanile per fare allenamento? Non voglio rispondere. Ma non è una questione di giovanile, è una questione di ti strutturi in un modo o nell'altro. Sì, parlando di una rotazione che forse se si gioca solo in Italia una squadra può decidere giocheremo con 8 o 9 con giovani per sviluppare. Invece se vuoi giocare in Europa sicuramente sembra molto più difficile giocare solo con 8-9 giocatori, allora sicuramente puntando su una Coppa Europa in testa abbiamo quel fatto che dobbiamo preparare per giocare 2 volte alla settimana. È tutto dal notiziario di Tele4, grazie per averci seguito. Dopo la pubblicità il Post TG con Lorenzo Tamaro, segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia. Buon proseguimento.